Ci sarebbero stati altri episodi di violenza e rabbia messi in atto dal capofamiglia nei confronti della moglie e dei 3 figli. Gli inquirenti intendono ora far luce sul clima che si respirava tra i componenti della famiglia marocchina di Arcade, che qualche settimana fa ha vissuto attimi di puro terrore quando il padre avrebbe tentato di dar fuoco alla figlia quindicenne, colpevole agli occhi dell'uomo di voler vestire come i suoi coetanei, non riuscendo poi nel suo intento perché fortunatamente l'accendino si è inceppato. Questo episodio ha convinto la moglie a rivolgersi al consultorio raccontando tutto. Ora la donna con i 3 figli si trova in una località segreta protetta. L'uomo invece è in carcere su ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Treviso con l'accusa di maltrattamenti. Una vicenda che ha scioccato la comunità di Arcade, dove la famiglia viveva da molti anni e che i cittadini raccontano come perfettamente integrata. Anche il comune ha deciso di seguire da vicino la vicenda aiutando la donna e i suoi 3 ragazzi.